La cosa che mi ha fatto impazzire invece, ragazzi, è come al solito la tenuta mentale e nervosa del Napoli in determinate partite e anche in questa c'è stata una reazione tutto sommato furiosa. Abbiamo cominciato subito ad attaccare, abbiamo cercato di affondare subito il colpo per provare ad arrivare al pareggio e dopo un poco, diciamo, di sforzo e di fatica arriva al 33esimo, ragazzi, la giocata, permettetemi di dirlo, da fenomeno di Antonio, o come lo chiamo io, o molti Tonino Vergara, ragazzi, che finalmente, Waiu, finalmente sta trovando un po' di continuità. Io l'ho detto già altre volte, sono circa 2-3 anni che lo dico che questo ragazzo ha le qualità per giocare in una grande squadra, le qualità comunque per giocare e per determinare. Finalmente sta trovando continuità e ragazzi l'ha fatto sotto i miei occhi, è stata una cosa favolosa, praticamente rientra da sinistra, che non so nemmeno perché in quel momento era a sinistra onestamente, rientra, sterza verso l'interno dell'area, ruleta sul difensore, incredibile in area di rigore, palla all'angolino di sinistra, ragazzi, un gol spaventoso e ditemi se qualche pensiero a Kvara in quel momento non è andato, cioè sembrava un po' le cose che faceva Kvaratskhelia quando stava a Napoli, con le dovute proporzioni e le dovute differenze, ragazzi. Però Antonio Vergara è proprio l'emblema dei problemi che ha il calcio italiano, perché un giocatore del genere, e qui c'è una piccola critica, tra virgolette piccola, anche a Conte, non lo puoi scoprire dopo 6 mesi o non lo puoi far giocare dopo 6 mesi solamente perché ti si sono fatti male praticamente tutti. Cioè, un giocatore del genere, con delle qualità del genere, lo devi mettere prima. Non dico che deve giocare titolare tutte le partite, assolutamente, ma non gli puoi far fare ogni tanto gli ultimi 3-4 minuti. Cioè, questi ragazzi meritano, con questa qualità, di avere spezzoni di gara da inizio anno molto più ampi rispetto allo spazio che ha avuto Vergara. E adesso si sta vedendo la differenza, per esempio, con sole 8 partite, nelle ultime 6, 7, 8 partite, che sta facendo Vergara rispetto a tanti altri pagati milioni e milioni di euro che alla fine entravano in campo quasi sembrando che ci facessero un piacere. Nomino a caso Noah Lang o Lorenzo Lucca. Cioè, Vergara rispetto a Noah Lang, ragazzi, ha dimostrato molto di più con molto meno minutaggio rispetto a Noah Lang. Quindi, ragazzi, quando io parlavo di Noah Lang che mi innervosiva per l'atteggiamento, parlavo esattamente di questo. E la differenza, se adesso mettete sul piatto Noah Lang e Vergara, mi dovete dire chi tra di voi sceglierebbe Lang invece di Vergara ad oggi. Secondo me nessuno, voglio.